Amici bellini, ecco qua, dobbiamo fare say hello, say hello, say hello. Hola. Hola, say hello. Hola. Ok, non sono spagnoli assolutamente, ma Ciao. ciao, no, vabbè. Allora, Garcia, colpa di Garcia perché l'Italia dura mezzo tempo, però poi la recupera, cioè un mezzo tempo che noi... Per questo non dobbiamo fare i confronti. Se vi renderete conto che io ho a che fare, ma la stavo guardando. Insomma, mi sto convincendo sempre di più che Raspadori è più forte di Lautaro. Noi avevamo fatto questo confronto con Lautaro tra i primi, dicendo che Raspadori è proprio prima punta, falso 9, come qualcuno dice, falso neu. No, assolutamente no. È proprio punta, è punta vera e propria. Inception! Mi stanno facendo il video del video. Insomma, è punta vera e propria. Questo cosa vuol dire? Che la domanda che adesso ci dobbiamo fare con Mazzarri è: farà giocare Raspadori in assenza di Osimhen, oppure, visto che ha lavorato con Simeone? È una domanda legittima che ci dobbiamo fare. E spero che insomma abbiate capito a fondo, credo di sì, perché visti il numero dei mi piace, a proposito, iscrivetevi al canale e lasciate il mi piace. Visto il numero dei mi piace, la maggior parte ha capito, qualcuno no, e state credendo che io sia contro Mazzarri a prescindere. Non è così, non è nella natura del canale e non è nella natura mia dare un giudizio prima di vedere. Magari quello veramente è cambiato. Io quello che non sto sopportando, al di là della narrativa che è falsissima e che è falsata da qualcosa che vi serve fare per avere dei favori, cioè qualcosa che non va, che non è andato con Garcia. Quindi si doveva cambiare, io sono d'accordo, io non volevo rimanere con Garcia, però si doveva cambiare secondo me prima e con un altro, visto che abbiamo tutta la stagione davanti, non è un traghettatore che ti serviva. Ecco perché la mia rabbia non è nei confronti di Mazzarri, che farà il possibile e ci metterà tutto quello che ci deve mettere. La mia rabbia è nei confronti di chi ha già dato una sentenza a quest'annata, perché l'hai data una sentenza a quest'annata, facendo una scelta prima sbagliata in base al 4-3-3. E in base al 4-3-3 hai scelto adesso Mazzarri, che accetta di farlo, e quindi imponi. E questo è l'errore che abbiamo detto a De Laurentiis. Ti sei preso l'allenatore per il 4-3-3 senza andare a fondo su come lo fa, e adesso hai preso un altro allenatore dicendogli però devi fare il 4-3. Non ti preoccupare, mister, fate uscire l'intervista, uniamo i puntini, che l'intervista esce prima, quindi Garcia già sapeva che sarebbe stato esonerato, puntava alla dimissione. Ecco perché ho detto si deve dimettere, perché puntava allo svilire umano, che non mi è piaciuto tutto ciò. Ma la partita dell'Italia ci deve far riflettere sul fatto che Spalletti dà l'impronta, e anche giocatori che Di Marco è abituato a giocare a 5, sì, ma può fare anche il terzino a 4. Quell'altro, si parlava sempre, Acerbi non è buono nella difesa a 2, si può fare, anche Gatti gioca nella difesa a 3, si può fare, tutto si può fare. E abbiamo visto Raspadori prima di tutto assist, Raspadori deve giocare solo prima punta. Garcia male che lo metteva esterno. Garcia ha puntato su Raspadori un po' perché gliel'ha imposto, ma un po' perché Raspadori è bravo. Allora uno che è bravo con i piedi e che sa giocare a pallone, lo metti in campo, fa un assist da prima punta Raspadori, fa un assist fa girare il cross sul calcio d'angolo e fa l'assist per Darmian. Grande partita di Darmian. Chiesa in grande forma, non c'è niente da dire, lo puoi mortificare facendolo giocare terzino, ma quando lo fai giocare all'Akvara, Chiesa è un grandissimo attaccante, e non c'è dubbio. Poi mi perdone, you're gonna forgive me, eh? It's 2 minutes and I'm done. I'm yelling a lot. Take your time, I love it. Okay. It sounds sexy. I'm kind of Does it? Ok. Quindi, getting a little boner. Quindi la situazione è questa, quindi il gol così, l'Italia va sul 3-0, partita finita sul 3-0. Perché non entra Politano? Garcia, perché non hai messo a Politano? E prendiamo un gol che solamente Meret prenderebbe. Attenzione, un gol che si prende solo quando c'è Garcia in panchina che non tiene l'attenzione alta con i difensori. Perché l'Italia prende quel gol perché Spalletti si è seduto a scrivere.
Per questo vi voglio far riflettere. Non rimaniamo incollati sulle nostre cose. Le cose nel calcio succedono a tutti. Poi però è chiaro che l'Italia c'ha un nuovo furore, c'ha questa voglia di farlo, è propositiva. E figuratevi se io mi metto mo a criticare Spalletti che ci ha rovinato, perché ci ha fatto vedere un calcio probabilmente irripetibile. Quindi il secondo tempo un po' di paura è venuta un pochino di paura, perché poi anche con un po' di sfortuna, la deviazione e tutto, però Raspadori fa un gol da grande centravanti, poi dopo arriva il resto delle cose, addirittura il Shaarawy, va bene tutto, però un pochino di pauretta ce la siamo messi. Adesso ovviamente la testa va all'Ucraina, dove tornerebbe Di Lorenzo, probabilmente, che era squalificato, e pare che un pareggio basti e avanzi, ma l'Italia non gioca per il pareggio, questo ce lo possiamo essere sicuri. L'unico modo per vincere è stravincere, quindi questo è un pochino il Napoli l'anno scorso e questa è l'Italia quest'anno. Speriamo che si possa fare alla grande e speriamo che Mazzarri ragioni bene su quello che deve fare, lavorare con quelli con cui ha lavorato in allenamento, quindi Simeone titolare, rischiare Oliveira, che sarà... Oliveira, la partita ha giocato da difensore centrale, difensore centrale, quindi sono tutti, li possono fare tutti. E ad un certo punto, ma Walter, ascoltami bene, sentimi a me, se non funzionano le cose del 4-3-3, mettiti pure a 3, io ti difenderò, gli altri non lo so. Da New Jersey, right? New Jersey. Yeah, da New Jersey, Valerio Fluido, e tu, che si dice di lei, it's different, like da New Jersey. Lasciate like che poi dopo vi leggo.